Se partiamo da una situazione nella quale in provincia di Treviso i comuni sono tutti sotto organico, sotto media sia rispetto alla media regionale del Veneto sia quella nazionale, cioè abbiamo pochi dipendenti, non è possibile risolvere questa situazione dicendo mettetevi insieme, perché non si aumentano i dipendenti mettendoli insieme. Diciamo che si mettendo insieme due povertà non si fa una ricchezza. Quindi prima risolviamo la ridistribuzione sul territorio nazionale di tutte queste risorse, comprese quelle del personale, attraverso la modifica di leggi che in questo momento ci penalizzano. E poi, o in contemporanea, parliamo anche di riorganizzazione, di razionalizzazione dei servizi, di mettere insieme, di associare i servizi. Questo ci sta benissimo, però con quella prima premessa che va sottolineata e portata fino in fondo. In questo momento per i comuni poco più poco non fa molto. No, poco più poco fa sempre poco. Se un comune ha un vigile e un altro comune ha un vigile, metti insieme il servizio, hai due vigili su due comuni, non è che cambia il numero dei dipendenti. Diciamo che può migliorare il servizio per alcuni aspetti, perché non avrai il problema delle ferie, delle malattie, però non hai più controlli, perché le risorse sono sempre le stesse.